Benvenuti a tutti e anche da chi ci segue da casa. Oggi c'è una grande novità, che stiamo per ritornare un po' nelle normalità. Vedo la sala disposta in modo diverso, con le sedie messo più normale come eravamo abituati a fare, e questo ci rende gioia perché vuol dire che qualcosa sta cambiando. Prima di leggere il Salmo 1, cantiamo in piedi. Così ogni giorno accanto a me. Cammini, mio Signore. grazie Signore, comandatevi. Cosa abbiamo fatto in questo istante? Abbiamo lodato il Signore. Abbiamo lodato il Signore con un canto, vivere in Lui, di stare in Lui. E cosa vuol dire vivere nel Signore? E lo vediamo in maniera molto sintetica nel Salmo 1, da 1 a 6. È un salmo molto breve, però ha un contenuto molto molto alto. Beato l'uomo che non cammina secondo gli consigli degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a un ruscelli, giusto? In quale dà il suo frutto nella
nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospera. Qui il Salmo cambia e parla degli empi. Non così gli empi, anzi sono come pure pulla che il vento disperde, poiché gli empi non reggono davanti nell'assemblea dei giusti. L'ultima parte dà il risultato, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Questo salmo qua si spezza in 3 parti. La prima cosa che possiamo notare è che una gran parte parla fondamentalmente di cosa vuol dire stare con Dio, cosa vuol dire seguire la sua parola, cosa vuol dire mettersi nel ruscello, cosa vuol dire quel ruscello che noi pensiamo all'acqua, ma in realtà è questo, è la Bibbia, è la parola, è la legge, è quello che ci aiuta a stare insieme a Lui. Qui dice: state vicino alla legge giorno e notte, studiatola. Questo chiaramente non vuol dire che tutti i giorni devono stare 24 ore su 24 in piedi e studiarla, ma quotidianamente stare sulla parola. Questo ci aiuterà quando noi dormiremo, quando noi saremo afflitti, quando noi magari non ce l'abbiamo neanche la Bibbia vicino, ci aiuterà a ricordarci i versetti, ci aiuterà a, come si dice, a rinforzarci, perché qui dice l'albero vicino questo fiume, questo ruscello, farà i frutti nel momento giusto. Rimarrà in piedi quando ci sarà la tempesta, non perderà il fogliame, non diventerà mai secco. Infatti nella seconda parte, quando si parla della pulla, che adesso io ho dovuto andare a vedere che cos'era perché non si capiva bene, però io che sono di un'era un po' più vecchia, nei film western ogni tanto si vedevano questi cespugli che correvano in giro per il deserto, no? Questo è la pulla. La differenza che noi possiamo subito vedere fra l'albero e la pulla è l'albero ha delle radici, si nutre, continua a crescere, continua a dare frutto e continua ad andare avanti se è nel posto giusto. La pulla è una cosa che non potrà mai, perché non ha radici, non ha nulla, è secca. E questo è il peccato, questo è proprio il nostro peccato che non può portare a nulla se non c'è Dio in mezzo. Perciò questa cosa qui è destinata, tra virgolette, a andare dove? E lo dice nell'ultima parte del versetto, che il Signore riconosce i giusti, perciò quando ci sarà il giudizio, come dice anche in Apocalisse, ci sarà il giudizio universale, chi andrà col Signore e chi verrà gettato nel fuoco. E l'empio avrà questo destino di andare nel fuoco. La domanda che pone questo versetto è: noi dove siamo? Non solo chi non crede, chi è fuori, chi non ha fatto questo passo, perché si parlava proprio venerdì sera che il Signore bussa alla porta, noi apriamo e andiamo a cena con Lui. Ma dopo la cena cosa succede? È finita lì. Abbiamo cenato, siamo contenti, abbiamo avuto allegria. E poi? Dopo non finisce lì, dopo c'è una crescita, c'è un cammino col Signore, c'è un cammino che deve andare avanti. E quello lo spiega anche qui. E questo versetto ci insegna a capire in che posizione siamo rispetto a Dio, rispetto a questo che abbiamo dato l'opportunità al Signore di entrare nel nostro cuore, di salvarci dai nostri peccati. E adesso dove siamo? Ci siamo fermati lì? Siamo andati avanti? Vogliamo andare avanti? Perciò questo è un versetto che riguarda tutti, chi non crede, chi crede, chi è già avanti nel credere, chi ha già 20 anni di esperienza, però continua a imparare qualcosa di nuovo, è sempre un passo in avanti. Detto questo, volevo fare 2 canti di seguito
E dopo questi due canti invito ognuno di noi, tutta la comunità, di pregare, di lodare il Signore, di ringraziarlo per quello che Lui fa per noi, che noi lo vediamo o no. E ricordatevi una cosa che mi ha colpito quando ho letto varie situazioni del Salmo. C'è stata una frase che mi ha colpito in maniera forte, è stata: non vuol dire se gli empi tutto va bene, vuol dire che hanno vinto. Non diamo per scontato questo, perché noi la giustizia non la vedremo probabilmente su questa terra, ma sicuramente lo vedremo davanti a Dio. Cantiamo.
prendiamo coscienza di come tu sei venuto a noi, come ci hai dimostrato la tua giustizia attraverso la croce del Signore Gesù. E oggi in questa giornata, come ogni giorno della nostra vita, ci sentiamo accolti. Possiamo parlare con te, possiamo anche ascoltare te. E in questa relazione, in questa compagnia, Signore, noi oggi celebriamo insieme il tuo nome e ti benediciamo, Signore, nel nome del Signore Gesù. Amen. Sì, caro Padre, grazie. Grazie perché anche questa mattina ci hai fatto aprire gli occhi, Padre Santo. Oggi, aprendo le finestre, si è vista le tue montagne, Signore. È opera di tua mano le bellissime montagne. Alzo gli occhi un po' più in su, si vede il cielo, terzo, sempre opera tua mano, caro Padre. Tu sei tutto per noi, sei fantastico. Noi ti ringraziamo troppo poco, caro Padre, troppo poco. Tu ci hai benedetti, hai benedetto la nostra comunità. Signore, noi solo sapere di essere tuoi siamo persone che la felicità deve esprimersi in tutti i giorni. Grazie di questo continuo tuo abbraccio verso di noi. Grazie perché sei l'unico Salvatore in questo mondo, Padre. Tu sei la potenza che completa tutto quello che noi siamo, Padre. Grazie. Ancora chiediamo perdono perché comunque siamo peccatori, Padre. Solo tu puoi salvarci da qualsiasi cosa. Grazie perché continui a starci vicino. Grazie per qualsiasi cosa. Oggi per me oggi per me il tuo essere dentro i nostri cuori è da farlo esplodere, da ringraziare e ringraziare che ci hai presi, Signore. Grazie di averci bussato a quella porta. Grazie di averci dato anche l'intelligenza di aprire quella porta, Padre. Grazie, ci hai dato veramente tutto, con la T maiuscola, Padre, mettendoti anche in croce per noi, Signore. Quale grande gesto, Signore. Ancora noi siamo insieme qui a ringraziarti del tuo immenso amore, nel nome di Gesù Cristo Santo. Amen. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Lode a te, o Signore, perché abbiamo imparato a camminare secondo il tuo consiglio e non secondo il consiglio di coloro che non hanno Dio, che sono empi, perché non conoscono te, perché non ti vogliono, perché non ti amano, perché non ti hanno aperto la porta. Grazie a te, Signore, perché pur nelle imperfezioni che abbiamo ancora, noi non siamo più peccatori dichiarati, ma siamo stati redenti dal sangue di Cristo. Lode a te, Signore Gesù Cristo, perché ci hai redenti con il tuo sangue e noi oggi non sediamo più in compagnia degli schernitori. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché quest'opera l'hai fatta per la tua capacità, non per i miei meriti, Signore. Amen. Amen. Padre, benediciamo il tuo nome questa mattina e ti adoriamo perché ne sei degno. Grazie per il dono della vita, Signore, grazie per la vita eterna che hai provveduto in Cristo Gesù. Grazie perché hai cancellato il nostro peccato, ci hai riscattati, Signore, ci hai redenti, ci hai liberati dal potere di Satana e ci hai trasportati nel tuo regno. E perciò ci inchiniamo davanti alla tua santità e ti adoriamo perché tu sei il nostro Dio, sei il nostro Salvatore, sei il nostro Redentore. A te questa mattina doniamo il nostro cuore come abbiamo cantato, benediciamo il tuo nome e ti adoriamo. Grazie di tutto, nel nome di Gesù. Amen. Grazie, Signore, perché la tua parola è come il miele, Signore. Perché la tua parola dà vita, Signore. Grazie perché la tua parola
dall'inizio alla fine, Signore, ha un unico filo conduttore, Signore. Grazie, Signore, che noi possiamo prendere dal passato e possiamo vedere dal futuro la tua opera, Signore. Noi quest'oggi abbiamo letto il Salmo, abbiamo parlato del credente, di quello che tu fai con noi, Signore, ma tu questo ce lo ricordi anche nel presente, dopo che Gesù è morto sulla croce, Signore. Ce lo ricordi nella tua parola, Signore, ce lo ricordi in maniera diversa, ci dai delle sfaccettature diverse, ma noi ti ringraziamo per questo, perché tu con la tua parola ci dai la vita, ci dai la forza, ci dai le fondamenta, Signore, della nostra, di quello che sei tu, Signore. Queste fondamenta servono per non vacillare, servono per non cadere, per rimanere in piedi, Signore, come tu dici in Matteo, se non mi ricordo male, le due case, una sulla sabbia, una sulla roccia, Signore, quando arriva il vento, quando arriva la difficoltà, quando arriva la tempesta, Signore, una crolla e l'altra rimane in piedi. E le fondamenta noi le possiamo trovare nella tua parola, Signore. Quello che tu ci hai tramandato, quello che tu ci hai dato tramite le persone che tu hai scelto, Signore. Grazie, Signore, perché ci hai dato questa opportunità, grazie che ci hai dato questo tesoro, Signore, questa tua parola, Signore, perché tu vuoi che noi siamo salvi, Signore. Tu vuoi che ognuno di noi sia salvo. E noi per questo ti ringraziamo e ti lodiamo con tutto il cuore. Amen. Lodiamo il Signore o continuiamo a lodare il Signore con un altro canto prima di passare alla predicazione di questa mattina. A te, mio Dio, affido me stesso con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e sono tuo per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Ti seguirò ovunque tu andrai, con lacrime e gioia, oh fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Io ti adoro e ti adorerò
Lasciamo spazio alla parola del Signore e il Signore ha sempre qualcosa da insegnarci. Apriamo le orecchie, apriamo il cuore e prendiamo quello che il Signore ci vuole dire. Gianni parlava di aprire, possiamo dire apriamo il Salterio questa mattina, apriamo il libro dei Salmi, apriamo la parola del Signore, apriamo la lettera di Paolo ai Romani. Da qualche settimana, forse una o anche due, abbiamo iniziato questo percorso nella lettera di Paolo ai Romani. Ed è una frase celebre, una frase che viene ripetuta più volte: il giusto per fede vivrà. È una frase importante, il giusto per fede vivrà. C'è un atto di Dio, c'è un nuovo modo di comprendere attraverso la fede i suoi atti, e poi c'è un vivere. Non siamo degli extraterrestri, siamo delle persone che vivono la loro vita, la loro quotidianità come gli altri, ma con delle coordinate nuove, perché il giusto per fede vivrà. Vorrei farvi vedere una prima immagine che un po' richiama quello che abbiamo ascoltato anche questa mattina.
Guarda pure tutte le sue stanze, ce ne sono 150 e scoprendo l'ultima stanza scoprirai una scritta su un muro che ti lascia uscire da questa casa. Ogni creatura che respira lodi il Signore, alleluia. Questo significa che Dio ti salva, Dio ti cambia, Dio ti dà grazia perché tu possa essere un uomo e una donna che adora. Quando si acquista una casa, l'agente immobiliare ti lascia vedere tutti i punti di forza della casa. Un po' meno ti parlerà delle criticità che dovrai individuare con i tuoi occhi. Ma quando entri nel salterio, la vita è reale, onesta, non ti verrà nascosto nulla. Non sei in un romanzo, ma in una storia vera, caratterizzata e attraversata da ogni sentimento, ma nella compagnia di Dio. Questa è la differenza. Siamo nella compagnia di Dio quando anche camminassi, cosa sto leggendo? Il Salmo 23. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Ora vorrei parlarti di come realizzare questa compagnia, un'amicizia che ti consenta di fare scelte diverse da quelle che avresti fatto da solo o da sola senza la compagnia di Dio. Vorrei far vedere questa seconda immagine, perché attraverso questa seconda immagine noi andremo a meditare il testo di questa mattina. La lettera di Paolo ai Romani, che abbiamo iniziato ad esaminare da un po' di tempo, ci spinge ad un cambiamento radicale, perché è Dio che ha qualcosa da dirci affinché possiamo entrare nel salterio e conoscere le sue molte stanze. La vita ecclesiale è una compagnia e nutre le relazioni. Allora partiamo da questo testo di Romani che troviamo al capitolo 1, versetti 16 e 17. Guardate che dice Paolo. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Vogliamo pregare. Signore, questa è la tua parola. È una parola che penetra i nostri cuori, che interroga i nostri cuori, che provoca i nostri cuori. È una parola che conforta i nostri cuori. È una parola che è vera, onesta. Pertanto, Signore, noi questa mattina vogliamo predisporci al tuo ascolto, affinché sei tu a rivelarti questa mattina a noi. Che questa giustizia tua, Signore, manifestata nella croce di Cristo, ci consenta questa mattina di alzare le nostre mani per adorarti, per ringraziarti, perché questa è la rivelazione speciale. È una rivelazione che tu ci porti a conoscere nelle scritture. Paolo diceva non mi vergogno, è vero, è come dire sono orgoglioso di poterlo fare. E allora questa mattina noi vogliamo essere orgogliosi di poter parlare di te. Vogliamo essere orgogliosi, Signore, di ascoltare te, perché tu sei Dio e ti sei chinato, ti sei avvicinato a ciascuno di noi. Grazie per la vita, Signore, e soprattutto grazie per la nuova vita che in Cristo Gesù possiamo ricevere. Amen. Per entrare nel salterio bisogna credere.
chiunque credere può entrare nel salterio, e per credere c'è bisogno che qualcuno ti parli questa mattina, ti annunci il Vangelo del quale Paolo Apostolo non si vergogna di renderlo noto. In altre parole, bisogna essere orgogliosi di proclamare un messaggio che indirizzi le persone ad entrare nel salterio, amarlo affinché chi ci ascolta possa percepire di essere grandemente amato da Dio. Infatti Paolo dirà: esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Stava scrivendo alla Chiesa di Roma e i romani erano attorniati da divinità alle quali erano devoti e soprattutto erano un popolo che aveva conquistato il mondo contemporaneo. Sapevano cos'era il potere e come esercitarlo, ma il Vangelo che cos'è? È potenza di Dio. Non pensate che sia così facile credere. Abbiamo una corteccia che ci impedisce di credere. L'altra volta ho fatto cadere appositamente una scatola tra le mani per significare che la nostra vita trattiene ciò che ci impedisce di credere. Ma questa mattina vogliamo celebrare questa verità che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Roma aveva un potente esercito. Ogni soldato era equipaggiato e preparato a fare la guerra. Portava sempre con sé del cibo specifico, pensate, che potesse dargli energia per affrontare quella battaglia. Aveva strumenti di attacco come anche uno scudo per la difesa. E Paolo, che è un grande osservatore, chiude la lettera agli Efesini proprio guardando un soldato. In questi giorni stiamo di nuovo assaporando l'amaro della guerra, pur non vivendola in prima persona. Essa è solo in grado di distruggere, ma il Vangelo salva perché è potenza di Dio. Perché Paolo nomina questa potenza? Perché è necessario usare un potere così forte per salvare le nostre vite? Dovremmo vedere una terza immagine per vedere come stiamo combinati. Dopo di questa, vediamo se riusciamo a vederla, eccola qui. Il giusto per fede vivrà. Sulla sinistra trovate la nostra condizione, sulla destra trovate la condizione che Dio vuole realizzare nella nostra vita. È l'unico modo per andare dall'opzione 1 all'opzione 2 e credere. E guardate che Dio è così straordinario perché fa una contrapposizione. Guardate, c'è la colpa, ma c'è l'essere resi giusti. C'è una schiavitù? È vero? L'Esodo ce lo insegna. Quella schiavitù è un messaggio cristologico che già ci sta dicendo qualcosa. C'è una schiavitù. Però che cosa c'è? Libertà. Lettera di Paolo ai Galati. C'è la punizione? Sì. Però ci sono le beatitudini. Beato l'uomo che non cammina. Come mai il Salmo 1 inizia con questa parola? Perché c'è già una prospettiva risoluta di Dio. Bene, sotto quella punizione c'è lontani da Dio. Sì. Però cosa c'è poi? Comunione con Dio. C'è uno stato di collera di Dio? Sì, Dio è in collera. Però cosa c'è? C'è l'amore di Dio sparso. Pensate a questo termine, come mai si usa questo termine sparso? Ma forse Paolo non pensava al sangue del figlio? Morti spiritualmente, vita eterna. Ad ogni aspetto negativo è contrapposto un'azione di Dio efficace perché il Vangelo è potenza di Dio per chi crede.
Non si può entrare nel salterio. Non si può sperimentare una relazione con Dio autentica che ci indirizzi alla lode finché non prendiamo coscienza della condizione in cui ci troviamo e nella realtà in cui Dio vuole portarci. Possiamo chiamarla la direzione della salvezza. Rivediamo la slide numero 2, quella prima di questa. Possiamo tracciare anche una direzione della salvezza, ne parlavamo anche venerdì sera. C'è una rivelazione speciale di Dio, è Dio che dà il soffio della rivelazione, c'è la sua giustizia che esige una risoluzione e così Cristo va da lui e risolve, soddisfa quella giustizia. Per quale motivo? Perché tu possa alzare la mano e adorare il Signore. Questo è lo scopo di Dio, avere un popolo libero di poterlo adorare. Allora vorrei ritornare a quel versetto 17 di Romani 1. Lo leggeremo spesso questa mattina, affinché entri nella nostra mente e nel nostro cuore. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Ma Dio ha un'importante rivelazione: offrire la sua giustizia in questo modo, nel perdono di Cristo, che offre giustizia, liberazioni, beatitudine, comunione con Dio, sentirsi amati, vita eterna, adorazione. Le mani sono alzate. Pensate quanti atti di Dio sono nascosti o comunque vengono rivelati nella grazia. E allora cos'è la fede? La fede è fiducia, convinzione che Dio sia potente da realizzare questo cambiamento nella nostra vita. E c'è un piccolo uomo che risolve. E sapete chi è? Questo piccolo uomo nei Vangeli? Chi era di statura piccolo? Zaccheo. E allora dobbiamo andarlo a conoscere. Luca 19, i versetti da 1 a 10. Andiamo a conoscere questo piccolo uomo. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città e un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: ma è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo. Pensate, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Lo sforzo di Zaccheo sarebbe stato quello di cercare Gesù e cercarlo nonostante ci fosse la folla che gli faceva da barriera. Piccolo di statura, con una folla che gli impediva di vedere Gesù. Sapete, anche noi abbiamo delle barriere che ci impediscono di incontrare Dio, perché Gesù è Dio. Sono tutte le barriere conseguenti al quadro negativo che vi ho descritto prima, ma Zaccheo sfida le barriere, supera quei limiti di essere piccolo di statura e sale sull'albero per vedere Gesù. Era capo dei pubblicani, era ricco, significa che era qualcuno, aveva un nome e nel suo portafoglio c'erano diverse carte di credito, ammesso che si potesse parlare in termini contemporanei.
Ma non bastavano, e non bastavano. Perché? Perché c'era un vuoto esistenziale che lo spingeva a cercare altro. È Gesù che alza gli occhi perché è Dio che viene a cercare ciò che è perduto e che vuole salvare. Scendi pure dall'albero, oggi sarò a casa con te. La gioia di Zaccheo, lo stupore della gente che si sente superiore, ovvero non bisognosa di riconciliarsi con Dio. Non è così ancora oggi? Ma proprio nella casa di Zaccheo Gesù deve entrare, poter dire a Gesù: sono disponibile ad esaminare la mia vita. Chiama per nome ciò che dovrà cambiare in se stesso, e in quel giorno la salvezza era entrata in casa sua perché Dio ha alzato gli occhi verso di lui. Versetto 16 del nostro testo. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Il coraggio di Paolo, la forza che aveva anche nelle catene, era nella consapevolezza degli effetti che il Vangelo produce nella vita di chiunque crede. E oggi questo Vangelo è anche presentato a te. È un messaggio onesto, è un messaggio vero. Lascia vedere gli effetti di una guerra, ma anche lascia conoscere ciò che Dio costruisce e ricostruisce dopo una guerra. Salmo 1, versetto 3, cosa diremo e cosa leggeremo? Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. La fede è quel tronco dell'albero, le cui radici rappresentano la grazia e il cui frutto non è altro che la conseguenza positiva di camminare con Dio. Quando siamo nel retro di una stazione ferroviaria, possiamo osservare una serie di mezzi che si muovono sui binari, si chiamano binari di servizio, sui quali si sta preparando un treno per il viaggio, o forse un treno merci per il trasporto. Si stabiliscono quanti vagoni devono essere agganciati alla motrice, si fa manutenzione per offrire tutto il necessario a chi sale sopra, si controllano i freni, i collegamenti. È proprio nell'accoppiamento tra motrice e carrozze che si favorisce quel viaggio, favorendo una partenza come anche una destinazione. Insomma, per usare questa illustrazione, possiamo dire che la potenza di Dio ci aggancia alla motrice e ci consente di intraprendere un nuovo viaggio. Zaccheo quel giorno sfidò le barriere che aveva davanti a sé per incontrare Gesù, perché il Vangelo è potenza di Dio. Ora una domanda. Paolo fa solo un'affermazione, ovvero non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio, oppure è possibile anche dimostrare? Perché noi abbiamo bisogno anche di concretezza, dimostrare, provare, certificare che nel Vangelo, in esso, dirà Paolo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Allora mi chiedo, quanto avrà lottato Lutero, quel giovane monaco cattolico, per capire che quella giustizia di Dio non era retributiva, ovvero data a lui per mezzo o per quello che era in grado di fare. Piuttosto era una giustizia imputata liberamente al peccatore dalla grazia sovrana di Dio, sulla base dell'espiazione sostitutiva di Cristo. Che grande differenza e soprattutto che grande sollievo liberarsi da qualcosa che merito, che mi spetta, piuttosto qualcosa che ti è dato come dono, come grazia. Non meriti nulla, però te la do. Ti do questa benedizione nella tua vita. Aveva capito che la giustizia di Dio era esterna,
fuori dalle sue possibilità e proveniva da Dio stesso. Essa non aveva origini dalla terra o in se stesso, ma dal cielo. Mi ha colpito il fatto che questa giustizia di Dio è anche rivelata. Significa che ci è posta davanti agli occhi e nella vita abbiamo avuto continue sollecitazioni nella nostra vita. Quante conversioni abbiamo sentito? È vero, si parla di un momento della vita o una fase della vita, ho conosciuto Cristo, però cosa scopriamo nelle testimonianze dei credenti? Non so se vi è capitato, però quella volta, in quella circostanza, il Signore mi stava già chiamando, mi stava parlando. Però non ho capito bene quella circostanza. E poi arriva come a Paolo sulla via di Damasco, in cui Gesù, come dire, lo strattona più forte per capire il messaggio della salvezza. Saulo, Saulo, ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Allora dobbiamo rientrare nuovamente nel Salterio per vivere questo momento di incontro in cui si rivela, svela i suoi segreti, offre il suo perdono, lascia sul cuore di chi crede una pace rassicurante. Vorrei leggervi il Salmo 98. Salmo 98, versetti 1 e 2. Salmo 98, lo leggo io. Guardate, cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso, e il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Vedete, anche questo è scritto nel Salmo. La sua giustizia è stata manifestata per mezzo di Gesù, giusto per gli ingiusti, per indirizzarci a credere. E che cos'è la giustizia di Dio? È un attributo del carattere di Dio. Significa che bisogna conformarsi a Dio, sottomettersi alla legge di Dio, ai suoi comandi. La giustizia è ciò che è accettabile da parte di Dio, ciò che al suo cospetto potrebbe resistere e reggere per essere accolti. E come è possibile che questo avvenga e si realizzi? Beh, è Gesù che risponde a questa esigenza di Dio pienamente, adempiendo tutta la legge e fornendo al Padre la sua giustizia al posto nostro. Questo è il centro del Vangelo e Paolo non si vergogna di annunciarlo, non per un problema di timidezza. A Paolo non mancava la timidezza, ma quando per la bellezza della notizia, quella che si può ascoltare, ovvero che qualcuno è garante per chi crede di un cambiamento. Il compito del Vangelo è quello di renderci giusti davanti a Dio per essere approvati da Lui, potendo restare alla sua presenza. Ecco perché stamattina possiamo stare davanti al Signore. Potremmo stare anche in presenza, perché Cristo ci ha messo nella condizione di poter stare davanti a Lui. Versetto 17 lo vorrei rileggere. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Questo è il principio di fondo che ha retto la riconciliazione di ogni uomo a Dio nella storia. Valeva per coloro che ci hanno preceduto, vale per noi oggi e varrà fino al ritorno del Signore Gesù. È importante comprendere che Paolo riporta un testo che è scritto nel libro di Abacuc e vorrei dirvi qualcosa su questa citazione. È un profeta che apparve nella storia di Israele quando Israele, o Giuda in particolare, non camminava con il Signore, aveva un re malvagio e lui come profeta assisteva a continue ingiustizie. E questo lo infastidiva, perché l'ingiustizia trionfava sulla giustizia. Beh, ancora oggi non vi infastidisce quando c'è un'ingiustizia?
Non siamo molto diversi. La giustizia ha bisogno di una risoluzione e quando non c'è, l'ingiustizia in qualche modo ci dà fastidio. Ecco la prima domanda di Abacuc. Dio, perché lasci che i giusti siano schiacciati dagli ingiusti, dai malvagi? E Dio avrà una risposta per lui. I malvagi saranno puniti dai Caldei, dirà. Potremmo dire dai Babilonesi, per chi ha studiato un po' di storia. Ma Dio, i Babilonesi sono peggio dei figli di Giuda. Allora Abacuc si mise su una torre per attendere in silenzio la risposta di Dio, che venne a lui con queste parole. Non ti preoccupare che anche i babilonesi saranno puniti, ma il giusto? Ma il giusto? Che cosa ha detto Dio? Per fede vivrà. Caspita! E che significa allora parlare così, in quella circostanza? È Dio che offre grazia, perdono al suo popolo, liberazione. Ci fu una forte battaglia. Il testo ci dice che Abacuc sentì il rumore della guerra dentro le sue ossa, un grande spavento. E allora cosa imparò Abacuc da quella storia? Ciò che avrebbe affermato da quell'esperienza. Vorrei leggervelo come chiude questa piccola lettera di Abacuc al capitolo 3. Lui dirà questo e poi vi spiego perché dirà questo. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. E poi chiude al direttore del coro per strumenti a corda. La fede prevede l'assenza di merito e ci apre al dono di Dio. Abacuc comprese che sia i giudei e sia i babilonesi erano nella stessa condizione davanti a Dio, privi della gloria di Dio. Romani 3. Ma grazia venne fatta al suo popolo, nonostante vivesse in certi disordini, rimaneva sempre il popolo di Dio. La fede prevede assenza di merito. La fede aspetta in silenzio le risposte di Dio. Lo stesso fu per Zaccheo che ebbe fede, superò le barriere della folla, superò i suoi complessi di inferiorità, perché era piccolo di statura, arrampicandosi su un sicomoro, mise da parte le sue ricchezze come fonte di sicurezza esistenziale, superò l'essere pubblicano. Infatti dice, cercò piuttosto lo sguardo di Gesù e Gesù alzò il suo sguardo per cercare quello di Zaccheo. Ecco l'incontro. Lui si muove, va sull'albero, è piccolo, e poi Gesù alza lo sguardo e i due sguardi si incontrano. Gesù entra nella sua vita come lo fece entrando nella sua casa. Ma il giusto per fede vivrà. Possiamo anche avere noi fede in qualcosa, in qualcuno, ma non è una fede che ci possa salvare, non può giustificarci davanti a Dio. È solo Cristo che può andare dal Padre e offrire per noi la sua giustizia, avendo anche provveduto per la salvezza di chiunque crede il suo sacrificio. La fede è lo strumento, il canale mediante il quale la giustizia di Cristo viene data a me e a te che credi, rendendo capaci, pronti per accettarla, così come fu per Abacuc, che la comprese nell'ascolto di Dio, nel suo silenzio, così come lo fu per Zaccheo, che andò da Gesù. Allora adesso vorrei rileggere quel Salmo 1, per capire che possiamo entrare in quel salterio, ma dobbiamo risolvere. Dobbiamo capire come si può entrare, come si può aprire quella porta, perché c'è un custode che ci sta dicendo, oh, fermati lì. Tu entri, tu puoi entrare nel momento in cui tu credi, perché chi entra sarà indirizzato all'adorazione e non lo potrai fare in modo umano o meccanico o attraverso delle recite. C'è qualcosa che cambia nella tua vita perché è lo Spirito che ti
ti fa capire la comprensione della parola, hai il sacrificio di Cristo e ora vai a Dio in adorazione. Perciò prima di entrare nel Salterio leggiamo il Salmo 1 e che il Signore parli ai nostri cuori affinché quella porta si possa aprire. Leggiamo insieme. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Lo vogliamo leggere insieme? Ok. Che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Se entrerai dalla porta del Salterio, allora potrai uscire anche da un'altra porta, ma la tua vita sarà completamente trasformata. Avrà attraversato le varie situazioni, ma potrà essere equipaggiata da adorazione a Dio stesso, perché lo scopo di Dio è quello di avere per sé un popolo che sia acquistato con il prezioso sangue di Cristo e che sia un popolo che lo avrebbe adorato nel passato, nel presente e per l'eternità. E sapete perché? Perché per fede il giusto vivrà. Preghiamo. Signore, come possiamo capire la grandezza della tua opera nella nostra vita? A volte ci sfugge e probabilmente non siamo neanche in grado di definirla, perché è un'opera meravigliosa, grande, che ci riconquista a te. E così in questa opera, Signore, tu ricostituisci il tuo progetto iniziale, quello di avere una coppia in un giardino, quello di avere l'uno e l'altra diversi, allo stesso tempo uguali davanti a te, perché rispondono alla tua immagine. E a causa del peccato quell'immagine lo abbiamo messa nell'ombra, ma nella luce di Cristo, Signore, noi possiamo riflettere, possiamo vivere con una vita diversa, una vita nella tua compagnia. Non siamo soli. Per questa ragione, Signore, questa mattina noi ti ringraziamo, perché il Vangelo è potenza di Dio e che questo Vangelo oggi non sappiamo dove fino arriverà, non sappiamo. Probabilmente arriverà fino agli estremi della terra, perché ci sono tutti gli strumenti per arrivarci. Pertanto benedici la tua parola, Signore, che questa parola, Signore, possa produrre gioia e nello stesso tempo ravvedimento, che possa riordinare e riformare le nostre vite, Signore, per essere quelle che tu vuoi. Pertanto ti benediciamo questa mattina, perché la tua giustizia si è rivelata a noi per mezzo di Gesù. E a Lui diamo la gloria e l'onore. Amen. Amen. Volevo leggere una cosa che ho trovato nella Bibbia, che ogni tanto si legge, però non ci si dà la giusta importanza, no? Però oggi penso che
prende un significato completamente diverso. La lettera di Romani, questo è prima di andare nel libro che viene scritto in questa Bibbia, la lettera dei Romani è opera dell'Apostolo Paolo, un giudeo che non faceva parte dei 12 discepoli che aveva seguito Gesù durante il suo ministero sulla terra. Io mi fermo qui, poi continua. Io non vorrei che quando si legge nel Salmo 1, beato l'uomo che non cammina secondo i consigli degli empi, o che non stia vicino agli empi, venga interpretato come se il Signore non vuole salvare nessuno. Perché il Signore, il suo scopo in tutta la Bibbia, viene scritto ed è che Lui vuole salvare tutti, tutta l'umanità, non c'è nessuno escluso, anche la persona peggiore di questo mondo Lui la vuole salvare, perché questa è la sua opera. Paolo, che era un perseguitore di quando nel periodo perseguitava quelle persone che seguivano Gesù, o comunque ha fatto tante cose molto brutte, se Gesù però l'ha scelto. E una cosa che mi ha colpito è stato che Paolo non era coi discepoli, non era coi 12 apostoli, non è che è stato formato da Gesù mentre lui era qua, lui è stato formato ed è stato cambiato dallo Spirito Santo, perché il Signore gli ha rivelato la verità. Pertanto io non so perché questa cosa mi è venuta da dirla adesso, però se c'è qualcuno, se c'è sia in sala che sia in casa, che ha il dubbio che il Signore non vuole salvarlo, Lui vuole salvare tutti e lo fa finché noi saremo in vita. Adesso salutiamo chi ci segue e lo facciamo con un ultimo canto, una ultima lode al Signore e ci vediamo domenica prossima e facciamo sempre l'invito di trovarci qua in chiesa, di trovarsi, adesso le sedie sono molto di più, non serve più prenotarsi, perciò venite a trovarci, vediamoci e stiamo in compagnia. Ritorno a te, alla tua presenza. Ritorno a te, al mio primo amore, con tutto il mio cuore. Io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore. Ritorno a te, per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Ritorno a te, alla tua presenza. Ritorno a te, al mio primo amore, con tutto il mio cuore. Io ti adoro.